Buonasera. Per chi non mi conosce, cioè i più, io sono Francesco Valotto e mi hanno assegnato il compito, diciamo, di presentare questa serata a nome della SOMS, anche se devo dire sono l'ultimo degli iscritti della SOMS di Mogliano, quindi forse il meno titolato a farlo, per cui sarò assolutamente telegrafico. Ho sentito dei giudizi di merito che condivido in gran parte, ma non voglio entrare nel merito. Che cosa ha spinto la SOMS a partecipare a questa iniziativa e a copromuoverla con l'ANPI? Fondamentalmente la nostra opinione è che sia necessario essere informati, sapere di che cosa si sta parlando, sapere perché si parla, farsi delle idee, ascoltare le informazioni che sono montagne in questo momento, ci piovono addosso da tutte le parti e da tutti i canali e non ci lasciano mai un attimo per pensare alle cose. Ecco. Noi crediamo invece che sia il caso di pensare alle cose. Mi domando quanti di quelli che stanno facendo campagna pro o contro le modifiche dell'articolo 41 della Costituzione in questi giorni sappiano cosa effettivamente c'è scritto dentro l'articolo 41, se lo sono andati a rileggere, anche solo così a guardare, non dico con competenze legislative. Noi come SOMS e come Circolo Galilei all'interno della SOMS, io sono più pratico forse di questo contesto, crediamo che sia importante ragionare sulle cose, ragionare con calma, ascoltare, discutere anche, perché no? Cioè, ognuno ha le sue opinioni, è giusto che le opinioni siano tirate fuori e che si possano gettare le basi per delle posizioni come minimo fondate su qualcosa. Ecco, questo è il motivo per cui siamo stati molto contenti di associarci all'ANPI nell'organizzazione di queste serate, sperando che possano contribuire a fornire delle idee, delle informazioni, delle linee di discussione che possano servire a tutti, per carità, da una parte o dall'altra. Chi mi conosce sa benissimo come sono schierato e sa benissimo quali sono le mie opinioni, ma non ho intenzione in questo momento di tirarle fuori, perché ritengo che comunque tutte le opinioni siano valide e siano da ascoltare e da discutere. Quello che non è accettabile è che arrivi qualcuno che comincia a martellarci di slogan dalla televisione, dai giornali, da internet, da tutti i media possibili e immaginabili, perché poi tutti i media, qualcuno, e non mi riferisco a una persona, mi riferisco a una sfera di potere in mano, comincia a martellarci di slogan per convincerci che una certa cosa va fatta a priori, va fatta semplicemente perché si dice che è necessaria. Adesso c'è il problema, l'ultimo slogan è la libertà d'impresa. In Italia non c'è libertà d'impresa, per cui bisogna cambiare la Costituzione per dare la libertà alle imprese. Vabbè, non vi tedio sull'articolo 41, io sono andato a rileggermelo, sono andato a studiarmelo un po' per cercare di capire quali potessero essere questi terribili limiti alla libertà d'impresa che giustificassero un intervento sulla Costituzione. Penso che poi il nostro relatore sicuramente avrà modo di parlarne e sicuramente è persona molto più titolata di me a farlo. Mi chiedo e vi chiedo, anche se non aspetto una risposta, quanti sono effettivamente andati a rileggere questo articolo, a leggerlo se non lo conoscevano prima, e a farsi la domanda su che cosa sono basati questi slogan. Ecco, speriamo che queste serate possano servire, non dico a dare tutte le risposte, ma a dare anche qualche risposta a queste domande. Grazie. Una richiesta di un gruppo di cittadini indignati chiede di poter leggere, d'accordo con il Presidente dell'ANPI e del Senatore, di poter leggere un comunicato per cui chiede al signor Cavinato, se è da SOMS naturalmente. Prego. Io mi scuso, mi chiamo Cavinato Giancarlo, non so se quanto rappresento effettivamente il Comitato Cittadini e Cittadine Indignati e Indignate, che è nato, come è noto, nel mese di novembre a seguito del patrocinio offerto a Gentilini qui a Mogliano, e che ha creato una serie di reazioni a catena, fra cui una serie di serate di riflessione analoghe a queste,
Però i tempi erano molto brevi, come avrete saputo si ripeteva l'invito e il patrocinio a Villa Condulmer, questa volta doveva essere l'altro ieri sera e ci siamo trovati in pochi, veramente pochi, e abbiamo fatto girare un testo che è stato steso, ma lo leggo per ora a titolo personale. I cittadini indignati constatano con rammarico ancora una volta che la parte della cittadinanza che non si riconosce nelle posizioni oltranziste e xenofobe espresse a più riprese da Gentilini, Borghezio, Bossi ed altri esponenti della Lega Nord, qui a Mogliano questa parte non ha nessuna possibilità di ascolto. Dopo i fatti di novembre ancora un patrocinio e uno sdoganamento di un personaggio che invoca rivoluzioni violente, genocidi, persecuzioni di bambini, deportazioni, il tutto in una cornice elegante e raffinata e su prenotazione, ma con l'etichetta del comune, patrocinio del comune. Ci è stato detto da un esponente di questa amministrazione comunale che ha presenziato la serata con Stella, ripresentazione del suo Negri, Froci, Ebrei, ci ha detto: questa è una bella Mogliano. Attenzione alle trappole e alle apparenze, è una strategia vecchia quella di presentarsi con un duplice volto, uno affidabile della buona amministrazione, della coesistenza pacifica di tutto e di tutti, dell'amabilità innaffiata di prosecco con il sorriso da bravi ragazzi, mentre nel retroscena si consumano operazioni via via più devastanti. Si vede l'articolo del Gazzettino del 7 marzo, Guerra agli accattoni, che rappresenta le prodezze dell'assessore Gherardi. Per questo non ci va bene di fare da cartolina rosa di questo che secondo noi è un regime, secondo me, diciamo, è un regime con le sue cerimonie e ritualità. Si vedano i giri di Mogliano su camion scoperti con la squadra di rugby, scortati da auto della polizia municipale. Quella sera la priorità non erano le prostitute, gli accattoni e gli extracomunitari, evidentemente clandestini, oppure lo spritz offerto prossimamente ai maturandi con relativo messaggio subliminale: beviamoci il cervello, bevetevi il cervello, un bel invito alla transizione a un'adultità responsabile, oppure i mega schermi per le partite in piazza alla faccia della crisi. Se siamo o no una Mogliano bella è irrilevante alla luce di una vita democratica così asfittica che non consente a una Mogliano di interloquire e ragionare insieme con l'altra Mogliano delle scelte per il futuro. Non ci dovrebbe essere da questo punto di vista un ruolo di facilitazione da parte di un'amministrazione comunale e non di muri e separatezze? Chiediamo all'amministrazione l'apertura di spazi di autentico confronto aperto e la dissociazione da tutte le forme di incitazione all'odio, alla discriminazione xenofobica, alla caccia al clandestino. Un esempio è che l'assessore Gherardi ha candidamente raccontato a cena con Becker, che era l'ambasciatore dell'Unicef per le città amiche dei bambini, che a lui dispiace perché conosce i bambini nelle società sportive, ma poi la sera quando gira per le case a cacciare i loro genitori che sono clandestini è un po' in imbarazzo. Quindi chiediamo politiche sociali per le fasce deboli, i bambini, le famiglie in difficoltà e una seria politica educativa per le nuove generazioni, perché ci pare che queste cose lasciano il segno, non passino indifferenti, anche se uno direttamente, magari immediatamente, non è coinvolto. Il pregiudizio, la violenza verbale, l'emarginazione, l'odio sedimentano, rimangono, costituiscono nuclei di senso comune e formano personalità autoritarie con cui non vorremmo avere a che fare prossimamente. Un'amministrazione non può abbassarsi a un ruolo così diseducativo nemmeno per fare proselitismo per la parte di cui si fa portavoce. Grazie.